Buongiorno, le principali notizie. Pensionata sventa truffa telefonica a Ragusa. La donna ha rischiato di perdere i risparmi di una vita, 63.000 euro. Il finto operatore finanziario, un napoletano, è stato incastrato e denunciato dai carabinieri della Polizia di Napoli. A Gela, dopo il femminicidio della donna romena, sale l'allarme per i casi di violenza sulle donne. Nell'ultimo anno le denunce di aggressioni domestiche sono state 200. A Catania ruba zaini e borse da un veicolo in sosta, ma non sa che una telecamera sull'auto posteggiata alle sue spalle sta riprendendo tutto. La polizia scopre e arresta ladro e complice, restituendo il bottino al turista polacco derubato alla playa. Il Tribunale di Catania sospende il pagamento delle rate a uno dei pazienti Visodent, i centri dentistici scomparsi da un giorno all'altro. Proposta di compromesso per tutti gli altri clienti in trappola. Ad Agrigento curarsi di tumore è sempre più difficile. L'apparecchiatura per la radioterapia al San Giovanni di Dio ormai è obsoleta. La protesta dei pazienti oncologici davanti all'ospedale. Trovati nel Siracusano con una scoperta casuale i resti di un elefante nano vissuto oltre 200.000 anni fa in Sicilia. Catania calcio mette il Giuliano nel mirino, il gruppo anche Aloi e Rolfini. Sabato per i rossazzurri inizia un ciclo di 3 partite particolarmente delicato. Buongiorno, eccoci dunque a Ragusa, l'ennesima, ancora un'altra truffa ai danni di anziani, questa volta una donna che rischiava di perdere, pensate, ben 63.000 euro, i risparmi di un'intera vita. È stato denunciato così il truffatore, era un napoletano, e sentiamo i dettagli nel servizio di Veronica Barbarino. È bastato un semplice SMS per mettere a rischio i risparmi di una vita. Una truffa telefonica studiata nei minimi dettagli ha fatto cadere nella rete una pensionata di Ragusa, convinta, con l'inganno, a trasferire 63.000 euro su un conto fasullo. Tutto è cominciato con un SMS sul telefonino. Il bonifico da 4.900 euro è stato disposto. Se non hai eseguito tu l'operazione, chiama subito il numero. La donna spaventata ha contattato quello che credeva fosse il servizio clienti della banca, parlando invece con un finto operatore che con toni rassicuranti l'ha convinta a disporre un bonifico urgente per mettere al sicuro i propri risparmi. Solo dopo aver effettuato l'operazione, la pensionata ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i carabinieri. Grazie alla tempestività dei militari e alla collaborazione degli uffici antifrode bancari e dell'Arma di Napoli, il conto di destinazione napoletano è stato subito bloccato. La quasi totalità della somma è stata poi restituita alla vittima in pochi giorni. Identificato il presunto autore, un 61enne napoletano, denunciato per truffa aggravata continuata. Adesso a Gela, dopo il femminicidio della donna romena, sale l'allarme proprio per la violenza sulle donne. Pensate, nella provincia nell'ultimo anno più di 200 le denunce per aggressioni domestiche. GR Italia. La notte del 17 settembre un silenzio pesante cala su via Amendola. Dentro un appartamento al pian terreno Veronica Basa è già morta. Il compagno Lucian Stan, 40 anni, racconta che è stata una caduta dalle scale, ma sangue, segni di colluttazione e mobili rovesciati parlano chiaro. Non è stata affatto una caduta. Le carte dell'ordinanza ricostruiscono mesi di violenze, urla, colpi, minacce continue. La figlia Florentina, che con Stan aveva avuto una relazione altrettanto violenta, conferma agli inquirenti quello che molti temevano. La madre non aveva mai denunciato per paura. Vicini e conoscenti descrivono la vita di Veronica come un incubo quotidiano, schiaffi, oggetti scagliati contro i muri, urla che si ripetevano quasi ogni sera. La notte del delitto un testimone fugge per paura, un altro chiama i carabinieri. Una violenza brutale che non è un caso isolato. Nel solo territorio di Gela, spiegano gli inquirenti, arrivano ogni anno quasi 200 denunce per maltrattamenti in famiglia, ma molti episodi restano nascosti, invisibili agli occhi delle autorità. Il nostro territorio non è immune di quello del trend nazionale. Noi abbiamo circa quasi 200 episodi denunciati di maltrattamenti in genere
e sono soltanto la punta dell'iceberg. E la violenza non si è fermata con la morte di Veronica. Stan avrebbe tentato di intimidire i testimoni minacciando chi poteva raccontare cosa aveva visto. Adesso tocca a te, ti brucio il portone, avrebbe detto a uno di loro, secondo gli inquirenti, nel chiaro tentativo di ostacolare le indagini. Quando le condotte sono continuate nel tempo, reiterate anche con vittime diverse, è difficile aspettarsi da parte di un uomo violento un pentimento. Quando hai a che fare con un uomo violento, l'unica soluzione che ti mette realmente al sicuro è allontanarti. Veronica non aveva mai denunciato, la sua morte è un monito, dietro ogni silenzio una violenza che può esplodere nel buio di una casa. A Catania ruba zaini e borse da un'auto in sosta, ma non sa che a riprenderlo c'è una telecamera piazzata proprio in un'altra auto posteggiata proprio vicino. Così è stato arrestato dalla polizia il rapinatore con un complice, Roberta Lunghi. L'auto parcheggiata aperta in pochi secondi e il furto di zaini e tutto quanto posto all'interno del vano bagagli. Il gioco facile di un rapinatore ripreso però interamente da una dashcam, la telecamerina posta su un parabrezza di un'auto in sosta sul viale Kennedy di Catania, proprio dietro quella della vittima, un turista polacco che ha scoperto il furto dopo aver trascorso la giornata alla playa. Il ladro, un 39enne catanese con precedenti penali, è stato riconosciuto dalla polizia che ha visionato le immagini acquisite dopo la richiesta di aiuto del turista. La macchina del ladro, con il suo complice, è stata individuata in via Plebiscito. Non appena il guidatore si è accorto della presenza dei poliziotti, ha compiuto una manovra azzardata, tamponando l'auto di servizio, per poi accelerare bruscamente nel tentativo di fuggire tra le vie di San Cristoforo e per poi essere bloccato dopo l'inseguimento. Di fronte alle evidenze delle immagini, il 39enne ha rivelato il luogo in cui si era liberato di tutto quello che aveva rubato. Zaini e borse sono stati restituiti al proprietario. I 2 pregiudicati sono stati arrestati. Adesso ci occupiamo di un blitz antidroga ad Avola nel Siracusano, 11 gli arresti. Desiree Ferlito. 11 arresti e 2 obblighi di firma è il risultato della vasta operazione antidroga condotta dalla polizia ad Avola, nel Siracusano. Per tutti l'accusa è spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione illecita di armi. La piazza di spaccio, attiva a qualsiasi ora del giorno e della notte, aveva come base operativa l'abitazione di uno degli arrestati, non lontano dal centro storico avolese, e lì gli assuntori si rifornivano di cocaina, hashish e crack. L'operazione era iniziata nel 2024 con l'arresto di uno degli indagati di oggi, un avolese di 56 anni al vertice del gruppo che controllava anche altre bande di pusher locali. L'attività estorsiva veniva attuata quando gli assuntori non erano puntuali nei pagamenti delle dosi di droga e prevedevano minacce, violenze fisiche anche con armi da sparo e il ricatto di mettere a conoscenza i familiari e i datori di lavoro della loro dipendenza. Un gruppo, quell'arrestato, definito pericoloso e ben radicato nel territorio, in cui spiccava il ruolo apicale del 56enne. Il Tribunale di Catania sospende la rata del prestito ad uno dei pazienti Visodent. Vi ricordate la truffa del centro dentistico che da un momento all'altro è chiuso e quindi ha lasciato così in difficoltà tantissime persone. Sentiamo Lorena Dolci. Canta vittoria uno dei pazienti Visodent liberato dalle rate dei prestiti. Il Tribunale di Catania ha infatti ordinato in via cautelare la sospensione del finanziamento contratto con Compass per un piano di cure odontoiatriche mai completato perché, come è noto, nel frattempo i centri dentistici erano spariti nel nulla. Un provvedimento d'urgenza in attesa della decisione sulla vertenza. Nonostante il clamore del caso, le proteste dei pazienti e la diffida inviata alla Compass, la società finanziaria aveva continuato a pretendere il pagamento del prestito. Sa di compromesso invece la proposta fatta dalla finanziaria agli altri pazienti, un centinaio a Catania, migliaia in tutta la Sicilia, invitati a farsi visitare da altri centri convenzionati per stabilire lo stato dei lavori di ciascuno. Ogni paziente dovrà decidere poi se continuare a pagare il prestito e completare gli interventi o chiedere rimborso delle rate. Molti di loro stanno valutando bene la proposta, di Compass, stanno valutando se appunto accettare, anche se chiaramente siamo molto sfiduciati poiché non ci si fida più di queste cliniche in generale. Molte persone però nel frattempo si sono rivolte a studi dentistici privati perché in condizioni da non poter aspettare.
Restiamo in tema di cure perché ad Agrigento curarsi di tumore è sempre più difficile. L'apparecchiatura per la radioterapia dell'ospedale San Giovanni di Dio è ormai obsoleta e oggi alcuni pazienti hanno manifestato proprio davanti all'ospedale. Davide Sardo. Ad Agrigento il futuro dei pazienti oncologici è a rischio. Dal 2028 l'unico acceleratore lineare dell'ospedale San Giovanni di Dio non sarà più aggiornabile e senza un nuovo macchinario la radioterapia potrebbe chiudere. Centinaia di malati sarebbero costretti a spostarsi in altre province per continuare le cure. La biopsia prostatica guidata qua ad Agrigento non c'è, sono andato a Bologna. L'ho fatta là, dopodiché mi hanno rilevato che c'erano questi 3 tumori. Questi 3 tumori potevano essere curati con la radioterapia. Sono stato fatto la radioterapia per un certo periodo, dopodiché un giorno di questo si era guastata. Guastandosi questa radioterapia io ho avuto dei problemi. La preoccupazione dei malati è diventata un appello pubblico. Davanti all'ospedale si è svolto un sit-in organizzato dall'area progressista di Agrigento con la partecipazione di pazienti e parlamentari. Con il PNRR tutte le ASP di Sicilia, tranne quella di Agrigento, si sono dotati di nuovi macchinari. Ora, avere in un ospedale di un capoluogo di provincia uno strumento di 15 anni fa con una tecnologia vetusta è veramente un crimine. Nonostante Agrigento e San Giovanni di Dio possa vantare di rientrare fra le eccellenze per le emergenze, purtroppo ancora è deficitario nell'assistenza al malato. Agrigento, che per numero di abitanti avrebbe diritto a 3 acceleratori lineari, oggi ne ha soltanto uno, vecchio e a rischio guasti. La richiesta è chiara: garantire il diritto alla cura senza dover lasciare la propria terra. Sulla cardiochirurgia pediatrica di Taormina tornano a farsi sentire i genitori dei piccoli pazienti e chiedono maggiore chiarezza di numeri forniti dalla Regione e sulle attività svolte dai centri appunto di Taormina e Palermo. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Si rivolgono direttamente al Ministro della Salute le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina per avere certezze sui numeri forniti dalla Regione in merito alle attività svolte dai reparti di cardiochirurgia pediatrica di Taormina e Palermo. Numeri che non convincono nemmeno il Movimento 5 Stelle, che questa mattina a Palazzo dei Normanni in una conferenza stampa ha puntato il dito contro il governo regionale. I dati riguardano le 2 cardiochirurgie pediatriche di Taormina e di Palermo, che sono stati presentati all'interno del piano delle cardiochirurgie pediatriche in maniera assolutamente errata. E gli errori sono talmente gravi da rendere impossibile non notarli. Su Palermo, prosegue De Luca, sono stati dichiarati numeri e valori fuorvianti. Il peso medio delle procedure indicato per il 2024 e il 2025 è molto più alto del reale, se riferito alla cardiochirurgia pediatrica. Secondo il deputato Grillino, gli atti che verranno esibiti mostrano che al civico il peso medio degli interventi propri della disciplina non supera 2,2-2,3, mentre Taormina è stabilmente sopra 3,61. Se vogliono fare una cardiochirurgia pediatrica a Palermo e trovano le risorse umane e professionali per farla e per farla funzionare bene, lo facciano, ma non tocchino quella di Taormina, che funziona perfettamente e salva la vita a centinaia di bambini, non solo siciliani. A Taormina non deve essere toccata una virgola. Nuovi investimenti regionali per 700 milioni di euro destinati all'edilizia scolastica. Il piano per rendere gli edifici più efficienti e soprattutto più accoglienti per contrastare quello che è il fenomeno dell'abbandono scolastico. Francesco Loi. Conti risanati e disavanzo azzerato. Le casse della Regione tornano a respirare e potrà approfittarne anche il mondo della scuola. A dirlo l'assessore all'istruzione Turano all'inaugurazione dell'anno scolastico a Siracusa. Dinanzi a un bilancio espansivo noi siamo qua a raccogliere le proposte che ci diranno i presidi per intervenire e qualificare meglio l'attività didattica, formativa e infrastrutturale delle scuole siciliane. Adesso per lui parte il tour della Sicilia. Turano è pronto a raccogliere le richieste del territorio per costruire una scuola sempre più accogliente. Intanto la Regione ha già speso 700 milioni di euro. Mettendo in campo tante risorse, dalla manutenzione ordinaria allo sviluppo
e alla realizzazione di nuove scuole, al miglioramento delle scuole, ai certificati di vulnerabilità sismica che ti danno la certezza che i nostri ragazzi vanno in scuole sicure, e dove non sono sicure interveniamo per la ristrutturazione. Per la Sicilia del futuro, investimenti sia nelle scuole che nelle università, tra nuovi scuolabus, nuove palestre, laboratori, borse di studio e progetti di educazione alla legalità. Oggi alcune mamme vanno in classe per bastonare gli insegnanti. È un dato valoriale e culturale su cui chiaramente dobbiamo riflettere per intervenire sulle famiglie e sulle scuole. Perché la devianza minorile è una delle emergenze dell'isola. C'è anche una messinese fra le 92 persone a bordo della nave Coscience della Freedom Flottiglia, abbordata questa mattina all'alba dall'esercito israeliano. Elisabeth Di Luca è originaria di Rocca di Caprileone e dopo l'arresto sui social è apparso un suo video. Francesco Triolo. L'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano della nave Coscience della Freedom Flottiglia è avvenuto questa mattina intorno alle 4:30 a 120 miglia nautiche da Gaza in acque internazionali. A bordo 92 tra medici ed infermieri che sono adesso sotto custodia, mentre le 18 tonnellate di aiuti umanitari destinate a Gaza, medicinali, apparecchiature respiratorie, forniture alimentari e nutrizionali, sono state confiscate, aiuti diretti principalmente agli ospedali. A bordo anche una messinese originaria di Rocca di Caprileone, Elisabeth Di Luca, pedagogista specializzata nel trauma, unica donna tra gli italiani presenti, tra le 92 persone a bordo della nave. Sui suoi profili social gestiti dalla nipote, dopo l'arresto è stato pubblicato un video della giovane. Se state vedendo questo messaggio significa che mio nipote sta scatenando l'inferno, perché gli israeliani mi avranno catturata e gettata in qualche cella di un campo di concentramento. Ovviamente gli chiedo di fare tutto il possibile per tirarmi fuori da lì e aiutare anche i miei compagni e le mie compagne di lotta. Ma vorrei chiedervi soprattutto che se in questo momento state sentendo un minimo di empatia per quello che probabilmente starà passando, ricordatevi per favore della Palestina e di quanto è stata martoriata da quasi 70 anni. A Catania la polizia ha fermato e denunciato un uomo di 38 anni, tifoso della Curva Sud, trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nel suo marsupio mentre faceva accesso al Massimino prima del derby Catania-Siracusa. Restiamo a Catania, in pieno centro spuntano discariche, ve le documentiamo ormai da tempo. Oggi siamo stati nell'area sottostante Viale Bernini. Sentiamo Tonino De Mano. C'è di tutto, eppure in discreto stato di conservazione, dal frigorifero alle sedie, passando per una scalinata abusiva. C'è anche un estintore che potrebbe servire in caso nella zona dovesse svilupparsi un incendio. In giro gli immancabili scarti edili, sanitari in disuso e rifiuti di ogni genere. L'ennesimo scempio si consuma nella spianata che separa Viale Gian Lorenzo Bernini a largo Bordighera, pieno centro di Catania ed oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione. In attesa che parole e proclami si concretizzino, non resta che documentare l'attuale situazione e tastare l'umore dei passanti, che di certo non fanno salti di gioia. Qua possiamo passare anche un fine settimana, comodo, col frigo. Signora, se vuole si può anche sedere. No, guardi, devo dire che questa zona, siamo al Viale Vittorio Veneto, un centro che dovrebbe essere, come tutte, anche le parti più basse della città, ben curato, è un obbrobrio. La gente poi si sente autorizzata, vedendo questa porcheria, di buttare la qualunque. Sono tante parole che il comune dice, fa tante piazze, fa tante cose, però ci sono delle zone abbandonate che non gli mette mano. E poi basta andare poco più giù, Viale Vittorio Veneto è molto... Cioè è una zona tranquillissima, molto bella, molto curata, poi c'è questa parte che è lasciata un po' a se stessa. Presto entreranno in funzione dei droni per stanare gli incivili. Cosa ne pensa? Sono a favore, è giusto. Basteranno i droni o servirà un'offensiva di terra per combattere la guerra contro gli incivili? Si vedrà. Intanto, poco più giù, il marciapiede che vi mostriamo, siamo in via Sassari, è off limits per la presenza di un enorme cespuglio spontaneo che nessuno sembra vedere. Magari il drone avvisterà la vegetazione spontanea ed in questo caso saprà già a chi rivolgersi.
Torna all'appuntamento con il sindaco, il confronto col primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque dopo il TG alle 14:30. Intanto una breve pausa e poi andremo ad Agrigento dove nonostante la crisi idrica si continua a sprecare acqua. Ad Agrigento, nonostante la perdurante crisi idrica, si continua a sprecare acqua che si perde per le strade. Luca Ciliberti. Visto da lontano sembra lo zampillo di una fontana, posizionata su una rotonda con il prato e con gli alberi. Un'istantanea di una bella città d'Europa. E invece, a ben vedere, si tratta di una copiosa perdita d'acqua da un tombino. Siamo ad Agrigento, la capitale italiana della siccità, la città dove da sempre gli abitanti di alcune zone sono costretti a comprare l'acqua con le autobotti, spesso non sempre legali. La crisi idrica negli ultimi anni ha messo in ginocchio città e culture siciliane, soprattutto nella zona occidentale dell'isola. Tra le cause principali delle emergenze ci sono sicuramente le infrastrutture obsolete e le scarse piogge, ai quali si aggiungono le gravi perdite lungo la rete idrica. In particolare i dati Istat hanno rilevato che oltre il 51% dell'acqua viene dispersa prima di raggiungere la destinazione prestabilita. I dati parlano chiaro. La Sicilia è la regione italiana con la maggior perdita idrica nelle reti di distribuzione. Nel 2025 la dispersione dell'acqua immessa in rete è di poco più del 51%. In province come Enna e appunto Agrigento le perdite superano addirittura il 60%, complici le condotte obsolete e mal gestite. Si prevede che entro il 2030 circa il 70% del territorio della Sicilia sarà a rischio desertificazione. Ma intanto Agrigento si gode delle sue fontanelle estemporanee. Trovati nel Siracusano con una scoperta casuale i resti di un elefante nano vissuto oltre 200.000 anni fa in Sicilia. Gli esperti ci spiegano perché questa specie era di taglia ridotta. Lorena Dolci. L'esemplare più famoso è il liotru, l'elefantino simbolo di Catania. Piccolo e nero, ricorda ai posteri gli elefanti nani che popolavano la Sicilia 500.000 di anni fa. Grandi come pony, le loro tracce continuano ad arrivarci dal passato. Nei giorni scorsi, nella zona di Fontane Bianche, nel Siracusano, sono stati rinvenuti resti fossili di un elefante nano vissuto nel Pleistocene. Una scoperta del tutto casuale da parte del geologo Fabio Branca, in gita con la famiglia. Io non ho assolutamente scavato nulla, ma soltanto con la mia vista mi sono accorto. È l'occhio esperto? L'occhio, sì, diciamo un po' allenato, ma niente di più, quindi lo riporterò per tutta la vita questa emozione. I reperti vanno ad arricchire la già preziosa collezione del Museo Paleontologico del Dipartimento di Scienze Biologiche e Geologiche dell'Università di Catania. Abbiamo individuato dei frammenti di difesa, di zanna, di ossa, di una parte di un cranio con inseriti i 2 molari superiori. Divennero piccoli questi mammiferi grazie a un processo evolutivo che nelle isole porta, per scarsezza di risorse alimentari e per assenza o quasi totale assenza di predatori, a una riduzione di taglia. Convivevano con gli elefantini anche ippopotami nani, tartarughe gigante, iene, cervi, orsi, lontre. In un fazzoletto di terra come quello dell'Iblei noi abbiamo tantissime evidenze geologiche che hanno portato all'istituzione di riserve naturali, di zone speciali di conservazione. Un'area come questa può diventare non solo un laboratorio di ricerca come lo è già, ma anche un sito di interesse turistico. Il nostro scopo è anche quello di produrre un luogo fruibile a tutti. Una breve pausa alla pagina dello sport con il calcio e il basket. Eccoci al calcio, da oggi il Catania riprende le sedute di gruppo, anche se ieri tanti giocatori, nonostante fosse il loro giorno libero, si sono allenati. Il Giuliano è il prossimo avversario, ma l'attenzione anche per i prossimi 2 match interni. Francesco Triolo.
Il pareggio di Trapani ha dato al Giuliano più fiducia ed un punto che ha mosso una classifica precaria. L'attesa e la gara contro il Catania quindi sta crescendo perché c'è la convinzione di poter mettere in difficoltà un'altra delle squadre più attrezzate e cercare quella vittoria che manca da 1 mese e 5 partite. I rossazzurri arrivano alla trasferta campana con entusiasmo, quello derivante dalla vittoria nel derby con Siracusa dopo 3 pareggi consecutivi che hanno frenato la corsa della squadra di Toscano. Il Giuliano è poi la porta d'ingresso ai 2 big match che il Catania giocherà al Massimino contro Salernitana e Benevento, le prime 2 in classifica di seguito con il fattore campo da sfruttare. È l'occasione per ribaltarla quella classifica, lo sa bene il gruppo che ieri nel giorno libero ha visto tanti giocatori allenarsi comunque per mantenere alta adrenalina e concentrazione. I recuperi in vista di Rolfini e Aloi alimentano questa fiducia, le condizioni di forte miglioramento anche, così come il ritorno ormai assodato di Caturano davanti e la vena prolifica di Lunetta che quando è stato chiamato in campo dall'inizio da subentrante ha sempre fatto bene. E allora ecco che da oggi si lavora ancora di più sulla trasferta di Giuliano, cercando di dare continuità al derby e preparare lo slancio che può cambiare il campionato almeno per i prossimi mesi. Siamo al basket dopo la vittoria di Trieste nella prima giornata del campionato di Serie A. Stasera battesimo europeo per la Trapani Shark che ospita gli spagnoli del Tenerife nel primo turno della Basketball Champions League 2025. Partita molto difficile per la squadra siciliana contro un'avversaria molto quotata in campo internazionale, già vincitrice 2 volte della manifestazione. Per il tecnico Granata qualche dubbio per il quintetto da mandare sul parquet, per alcuni giocatori non al meglio delle condizioni. È tutto, io mi fermo qui, vi lascio al Focus. Oggi in studio il sindaco di Catania Enrico Trantino con il nostro direttore Michele Cucuzza. Mi fermo qui dunque, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.